stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Andrea Turato, con l'esclusione del mister Rastelli, domenica toccherà a te un debutto particolare questo. Sì, beh, diciamo con la mancanza del mister, ecco, sarò in panchina, però come ripetevo prima non cambia di una virgola, insomma, quello che è il mio ruolo, e, insomma, ecco, non cambia di nulla, ecco. Diciamo che stiamo preparando bene la gara, credo che sia fondamentale. Le partite a mio modo si vincono o si perdono durante la settimana, quindi stiamo preparando bene la partita di domenica e via dai. Rivedendo le immagini della partita scorsa rimane un po' di rammarico, visto che il Bassano ha giocato una partita ottima, direi, ed ha subito un gol sull'unica occasione forse del Monza. Sì, a Monza abbiamo dimostrato che possiamo vincere, possiamo dire la nostra, ecco, abbiamo creato sicuramente più di loro, e diciamo che negli episodi non ci ha detto bene, ecco. Quindi siamo fiduciosi, domenica giochiamo in casa, ci aspettiamo che la gente venga numerosa a sostenerci e faremo la nostra partita. Io sono convinto che faremo bene. Tu sei un ex giocatore, hai smesso da poco di giocare, sei molto esperto sia in termini di playoff che di categoria superiore, quindi forse il tuo apporto domenica può essere molto importante a livello di approccio alla gara con i giocatori. Ma credo che comunque abbiamo un gruppo di ragazzi che per esperienza e per vissuto, ecco, hanno già vissuto queste situazioni, sicuramente sono pronti e si faranno trovare pronti, ecco. Quello che posso dire per la mia esperienza personale è che devono cercare, ecco, assolutamente di giocare con le loro qualità, che sono tante, e niente, cercare di limitare il più possibile, di commettere magari piccoli errori che potrebbero essere fatali. Insomma, in queste partite gli episodi contano tantissimo, quindi dovremmo essere bravi a non concedere nulla, ecco, e poi sfruttare le nostre qualità, le nostre armi, che sono tante. Domenica scorsa a Monza avete trovato una tifoseria avversaria molto impetuosa, molto importante. Cosa vi aspettate dalla vostra tifoseria domenica? Ma che ci sostengano dal primo minuto fino alla fine, ecco. Noi daremo sicuramente il massimo e di più, e speriamo che anche la gente capisca questo e ci sostenga fino alla fine.